Allora, con i cari amici Alberto e Paolo Falabrino in ordine alfabetico, cosa facciamo insieme il 6 aprile 2025? Domenica Prego. 6 aprile alle 16:30 organizziamo un evento che rimarrà nella storia dell'anno perché è per titolo Ma se che penso, siete? Ma, ma se che penso, l'inno dei genovesi compie 100 anni, 1925-2025. Infatti venne scritto da Mario Cappello alla fine del 24 e poi musicato nel 25. Quindi compie esattamente 100 anni quest'anno e diventa fondamentale perché la canzone in genovese è più conosciuta al mondo, conosciuta anche molto in Sud America, eccetera. Quindi è importante che facciamo questo evento, lo facciamo appunto all'inizio di aprile, vedremo poi se ci saranno Dove lo facciamo? Al Teatro sì, sì, Stabile. al Teatro Stabile di via Cecca alla Foce, con l'assenso chiaramente di Franco Astuti che è il presidente di Quante Pulite. È molto importante, a nostro avviso, non soltanto per esaltare quello che Genova e i genovesi hanno fatto nel passato, ma per fare un po' il punto su tutta una serie di situazioni tipiche della città che ultimamente, come abbiamo notato, sta assumendo sempre di più un'importanza turistica in alternativa a certi settori economici che invece sono venuti meno per tanti motivi, l'elettromeccanizzazione, per il fatto che, non so, tantissimi portuali non ci sono più, ma non soltanto perché sono andati in pensione, perché ormai le macchine sostituiscono l'uomo. L'industria in parte se n'è andata e quindi il turismo diventa una delle fonti economiche principali per la città, come in tante altre parti d'Italia ed Europa. Quindi tutto ciò che faremo è esaltare la città, il mare, la bellezza dal punto di vista architettonico, urbanistico, paesaggistico ovviamente, perché da questo punto di vista è unica. È una delle poche città che ha mantenuto, delle grandi città, oltre a Roma, Venezia, che ha mantenuto il tessuto architettonico antico che noi amiamo moltissimo e sarà anche questo uno degli elementi, diciamo, dello sviluppo dell'evento. Ci saranno molte personalità che interverranno, ci sarà musica, saranno anche i Falabrino protagonisti perché loro sono musicisti, suonano da anni batteria e chitarra basso. Io nel mio piccolo cercherò insomma, di contribuire con l'organizzazione e con qualche mia poesia su Genova. E verrà anche, ci saranno gli abiti storici, ma questi ancora meglio non approfondire. Logicamente si farà in base agli abiti storici dell'epoca.